Ding! Thumbnail about Puglia again. Allora, eravamo arrivati alle numero 2 delle 20 cose da fare in Puglia, ok? Quindi le isole Tremiti in un giorno. Le isole Tremiti sono un arcipelago del mare Adriatico, facilmente raggiungibili da Viste, Rodi o da Termoli. Le 6 isole sono circondate da acque cristalline, in parte riserva naturale marina protetta. Sulle isole di San Nicola e San Domino, le uniche ad essere abitate, si trovano i principali monumenti che raccontano una lunga storia di confini sin dall'epoca romana. I fondali puliti, il mare limpido, il clima piacevole, la vegetazione rigogliosa e la costa le rendono un piccolo angolo di paradiso. Fra un tuffo nelle acque cristalline, un giro in barca alla scoperta dell'arcipelago e una passeggiata nel centro storico, molte sono le cose da poter fare e vedere per i visitatori. Castel del Monte e Parco Nazionale dell'Alta Murgia, numero 3. Il Castel del Monte è uno dei luoghi più misteriosi dell'Italia meridionale, famoso per la sua unica forma ottagonale, intorno alla quale girano diverse leggende. La fortezza fu costruita per volere dell'imperatore svevo Federico II nel 1240, su un colle a circa 542 metri sul livello del mare, da cui è possibile ammirare l'altopiano della Murgia da un lato e la costa dall'altro. Nel 1996 l'UNESCO ha inserito il castello fra i siti patrimonio mondiale per il suo valore universale e per la sua bellezza architettonica. Una visita con una guida turistica vi svelerà la storia del luogo, i possibili utilizzi in epoca medievale e alcuni aneddoti sulla vita dell'uomo straordinario che lo commissionò. Un giro a piedi o in bici lungo i sentieri del Parco della Murgia vi farà capire perché l'imperatore si innamorò di questo territorio e perché qui decise di costruire la sua opera migliore. Il parco possiede una ricca varietà di vegetazione mediterranea che la rende una delle aree con più biodiversità. Numero 4. Trani. Cosa vedere? Considerata la perla del mare Adriatico, Trani è una città elegante e dal fascino particolare, un tempo meta di crociati, pellegrini e mercanti. Il suo centro storico si sviluppa in prossimità del mare e custodisce monumenti di inestimabile valore e bellezza. Il castello svevo, costruito nel 1233 dall'imperatore Federico II, la maestosa cattedrale di San Nicola Pellegrino, costruita sul mare nel 1099 in stile romanico pugliese. Il quartiere ebraico La Giudecca, al cui interno ci sono 2 sinagoghe del XII secolo e la chiesetta templare di Ognissanti. Dopo una piacevole passeggiata nel centro storico, fermatevi sul porto per gustare un aperitivo e ammirare il tramonto. Numero 5. Bari Vecchia e la costa. Bari è il capoluogo della Puglia e conserva uno dei luoghi più autentici, chiamato dai suoi abitanti Bari Vecchia. Si tratta del borgo antico, un luogo dove folklore e tradizione si tramandano da secoli fra i vicoli. Al suo interno sorge la Basilica di San Nicola, un esempio di architettura romanica pugliese che ogni anno attira turisti e pellegrini da ogni dove. Passeggiare fra le stradine di Bari Vecchia significa respirare le tradizioni quotidiane dei suoi abitanti. Le signore preparano la pasta sull'uscio delle proprie case e amano scambiare qualche chiacchiera con i visitatori.
I fruttivendoli annunciano a gran voce le verdure raccolte e offrono un frutto. I bambini giocano a palla in strada. Famoso di questa città è lo street food, delizioso anche per i palati più esigenti. Troverete la focaccia barese con pomodori e olive, le sgagliozze che sono cubetti di polenta fritta. Oh là là, ragazzi, we are in paradise now. Le popizze, i panzerotti e i taralli. No way. Dopo la visita di Bari ti suggeriamo di proseguire lungo la costa in direzione di Polignano a Mare e Monopoli. Polignano a Mare is amazing, guys. It's one of the most beautiful beach sides, you know? It's really amazing. Another thing that I want to remind you that the town of Bari, even if not really, internationally famous like other towns in Italy, but Bari, guys, is a recipient of very good universities and hospitals. The medical technology, surgery is really advanced in Bari. Bari is an amazing town, you know. Number 6, le grotte di Castellana. Oh, I was very young. That is a typical destination from the scholar to go, you know. And also from Naples we go to Grotte di Castellana more than one time. That is very typical, one of the most famous destinations. Le grotte di Castellana sono un agglomerato di cavità sotterranee di origine carsica, formatesi circa 100 milioni di anni fa. Durante il percorso, che si estende ad una profondità di 70 metri, è possibile ammirare un sorprendente scenario fatto di stalattiti e stalagmiti, preziosi cristalli, canyon, abissi e fossili che affascinano adulti e bambini. Uno dei momenti migliori per visitare questo luogo magico è durante lo spettacolo teatrale Hell in the Cave, che rappresenta l'inferno di Dante. I never attend this, but I watch some videos, photos that is suggestive. Definitely it would be a nice experience. Numero 7. Cose da vedere ad Alberobello e la Valle d'Itria. Alberobello, guys. That Alberobello is a borough where I would like to live. Believe me, it's amazing, so beautiful. Alberobello si trova nel cuore della Valle d'Itria, anche detta Valle dei Trulli, per l'alta concentrazione di queste architetture rurali in pietra che ne caratterizzano il paesaggio. Tra le cose da vedere in Puglia, Alberobello è sicuramente ai primissimi posti. Perché è la capitale indiscussa dei Trulli, motivo per cui nel 1996 diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO. Passeggiare nel suo centro storico è come immergersi in una fiaba senza tempo, la cui magia avvolge e rimane impressa per sempre. I due quartieri o rioni storici della città conservano trulli antichi ancora oggi, abitanti, botteghe e negozietti tipici dove acquistare souvenir e assaggiare i prodotti tipici della zona. And I would like to add, nowadays you may even rent a trullo, these particular, stone houses with Airbnb, the new business. That is amazing experience as well. Numero 8. Lecce, cosa da vedere? Cosa vedere in Puglia se non Lecce?
I confirm. È una città elegante e raffinata, un vero e proprio paradiso per gli amanti dell'arte e dell'architettura. È considerata la città barocca del sud Italia, poiché custodisce numerosi monumenti all'interno del suo centro storico, che la rendono un vero museo a cielo aperto. Le facciate di palazzi e delle chiese e i balconi delle case private sono decorate con dettagli di arte barocca che qui assume una connotazione locale. Barocco leccese, che si distingue per la pietra locale utilizzata, anziché stucchi e marmi. Ma il barocco non è l'unica cosa da vedere a Lecce. Infatti, la città conserva numerose testimonianze storiche, quali l'anfiteatro romano, il quartiere ebraico, il castello di Carlo V e molte altre perle che vi lasceranno a bocca aperta. Numero 9. Cose da vedere a Otranto e Porto Badisco. Otranto è uno dei borghi più belli d'Italia. Da Otranto, ragazzi, is an amazing view because Otranto is situated right on the coast, and from Otranto with a good visibility you can see the Albania also, so the other the coast of Albania. That is beautiful, that's wonderful. The sunset there are amazing. Number 10, Santa Maria di Leuca. Santa Maria di Leuca è situato nel punto più a sud della Puglia. Another beautiful spot where I have been so many years ago with my friends. It's a very nice place, beautiful, good food, amazing landscape, nice beaches, beautiful, really. Dove si incontrano il mare Adriatico e il Mar Ionio. La costa frastagliata dà vita a numerose grotte naturali da ammirare durante un giro in barca o in caicco. Caicco is a typical kind of boat. La piazza del santuario, dove è collocato il faro, si affaccia sul mare ed è da qui che si possono ammirare i tramonti più belli della regione. I confirm. Mentre il sole sprofonda negli abissi, il cielo si colora di sfumature incredibili che lasciano spazio alla fantasia e al romanticismo. 11. Cose da vedere a Vieste. Vieste è la cittadina. If you want white sand beaches, you go to Vieste and Old Gargano Park area. È meta di migliaia di famiglie in vacanza. È un borgo antico e ben tenuto che si affolla di sera, vivace e pronto ad offrire sempre qualcosa di speciale. Chi viene a Vieste però non può visitare anche le altre zone vicine e quella parte del promontorio pugliese così particolare. Un tour in jeep per la foresta umbra può svelare paesaggi inattesi e un territorio unico in questa regione. Sarà bello passare dall'aria pura della montagna al relax delle splendide spiagge di Vieste. I confirm as well. Numero 12. Cose da vedere a Monopoli. Sono tante le cose da fare a Monopoli, perdendosi nel dedalo di strade dove l'unico modo per arrivare al mare è quello di seguire l'odore di salsedine. All'improvviso sbucherai nel pittoresco porticciolo con le sue barchette blu. È una città tutta da scoprire e molto interessante, anche se non è tra le prime mete che vengono in mente quando pensi alla Puglia. Eppure ti emozionerai vedendo il folklore religioso tipico del Mezzogiorno d'Italia,
con processioni il 14 e 15 agosto. Via terra e via mare per la Madonna della Madia, la Madonna venuta dal mare. Scorgerai durante la passeggiata le tante chiese rupestri cinquecentesche e gli abitanti che stazionano davanti la porta di casa. Numero 13. Gallipoli, cose da vedere. In un certo senso, Gallipoli è la capitale turistica del Salento. Chi pensa a Salento pensa a Gallipoli. Ed infatti è fiorente il mercato delle case vacanze a Gallipoli per ogni tasca. Questo significa che la città si trasforma nei mesi di luglio ed agosto e si è sempre in buona compagnia. Se invece vuoi conoscere questa splendida città nella sua veste più autentica e genuina, allora dovresti visitarla in primavera. Il centro storico sorge su una piccola isola e qui tutto parla della cultura pugliese. Dagli odori ai sapori, alle usanze, i negozi e le signore che prendono il fresco sedute davanti all'uscio di casa. Diciamo che this is a photo, it's a typical picture of the South Italy or on the mountain scenario, no? That the old people, the elderly sitting outside the house on the chair, this very quiet, giving you a very vibe of calmness and. Number 14. Loco Rotondo, cose da vedere. Loco Rotondo è uno dei borghi più belli d'Italia. Si trova nella suggestiva Valle d'Itria, meglio conosciuta come la Valle dei Trulli. Casette bianche con tetto a spioventi, costruite con pietre a secco, caratterizzano il suo centro storico. Ospita la chiesa di San Giorgio, la chiesa della Madonna della Greca, risalente al XVIII secolo, la torre dell'orologio e la terrazza panoramica. Da qui si possono ammirare i vicini borghi di Cisternino e Martina Franca e la valle ricca di ulivi secolari. Just saying that, I think most of you already know that the Puglia is very famous for the olives, for the olive trees. Se cerchi la Puglia autentica e caratteristica, questo borgo è quello che più si avvicina. Number 15. Peschici, cose da vedere. Peschici può essere una buona alternativa alla affollata Vieste. Siamo sempre nel Gargano montuoso e roccioso. Le case basse bianche si vedono dal mare e servivano ai marinai per orientarsi e capire che ben presto sarebbero arrivati. Number 16. Cose da vedere a Gravina di Puglia. L'ultimo paradiso di Riccardo Scamarcio is an actor, movie director Italian, o James Bond, No Time to Die, sono stati girati qui. Gravina di Puglia è in realtà una location cinematografica molto richiesta. Appena giunti capirai subito perché. Ha un paesaggio e costruzioni molto particolari e caratteristiche. La città ha saputo conservare quell'atmosfera del passato che la rende unica. Da non perdere la splendida cattedrale, il museo della Coca-Cola, ovvero dei fischietti artigianali, la chiesa del Purgatorio e i rioni medievali Fondovico e Piaggio. E poi c'è la calata di San Michele e il ponte dell'acquedotto. 17. Il mitico Salento. Le spiagge del Salento non hanno bisogno di presentazioni, ma questa zona estrema della Puglia ha tantissime altre ricchezze da conoscere assolutamente. C'è il barocco pugliese e la cultura contadina ed enogastronomica,
che hanno un grosso impatto su tutti i turisti per la bontà e la genuinità dei prodotti. Qui vi sono le strutture ricettive più belle, costa sabbiosa ma anche rocciosa sul versante adriatico. Inoltre, da alcuni anni è fiorente l'attività notturna di una miriade di locali notturni che animano la movida salentina per i giovani e non. Number 18. Le spiagge più belle della Puglia. Oh, let's go. Cosa vedere in Puglia se non le bellissime spiagge? Sono davvero tante, a seconda che si preferiscono quelle piccole e rocciose o più spaziose e sabbiose. Calette, insenature, fagioletti di sabbia quasi inaccessibili o dorate distese affollatissime a luglio-agosto. To avoid, guys, no? Everything in Italy is to avoid on July-August, believe me. Both for the crowd, but most for the climate is hot. Too hot, really, believe me. La corsa per calette, insenature, fagioletti di sabbia quasi inaccessibili o dorate distese affollatissime a luglio e agosto. La corsa per un posto al sole si ripete ogni giorno, ma ne vale la pena? No, non ne vale la pena, for me, ok? Sorry to say. Qui trovi la lista delle 10 spiagge più belle della Puglia. 19. Le masserie pugliesi. Se vieni in Puglia è una cosa da vedere senza dubbio. Non puoi non visitare, dormire o mangiare in una tipica masseria pugliese. That is an enogastronomic experience, no? Amazing, beautiful. Si tratta di costruzioni antiche della tradizione contadina locale che oggi sono state valorizzate e trasformate in strutture ricettive anche di altissimo livello. Immerse nella campagna pugliese, sono tutte dotate di ampi comfort e servizi di ogni tipo. However, nowadays in Italy, wherever you go, in all regions, you may have the chance to rent or to go even for just a day to experience this farm's life, okay? And there are a lot of things to do. For example, you are involved directly in making wine, okay, or in harvesting local products, in cooking, in handling the animals. It's an amazing experience, really. 20. Last. La costa dal mare. Se la tua vacanza pugliese non prevede un'escursione in barca o una gita al tramonto per fare il bagno al largo o visitare le tante grotte, beh, allora manca una fetta importante. Il mare al largo è meraviglioso e custodisce fondali ricchissimi e meta degli amanti del diving. Una maschera e le pinne sono necessarie, ma anche se non le hai, un bagno nell'acqua smeralda sarà indimenticabile. Le gite in barca a Polignano a Mare, amazing, Polignano a Mare, ti portano nelle tante grotte, così come il giro in barca a Santa Maria di Leuca, beautiful as well, I have been. Al tramonto regala scenari e colori che ti rimetteranno al mondo. Guys, I confirm. Up to Gargano, the sea, even the sea bottom, is absolutely amazing, very beautiful. I don't advise to you to go to the sea from the Gargano up to Trieste. That is not worth, okay? It's not worth, unless you are interested, you are looking for a nightlife or a total enjoyment.
The only beaches that I can advise promote are the one in Emilia Romagna, specifically on Riccione, Rimini and Riccione. For those of you looking for nightlife, crazy things to do, any kind of parties, of shows, music, live, dancing, and the beach games, definitely Rimini and Riccione are two of the most amazing beaches in Italy for these reasons. But talking about beauty, okay, crystal clear water, beautiful coasts and beaches, from Santa Maria di Leuca to Gargano. Okay, my opinion, guys. I mean, my opinion. Okay. All right, guys. Voglio dare un'occhiata a queste 10 spiagge più belle della Puglia. Ok? Le 10 più belle spiagge più belle della Puglia. Numero 1, Tremiti Islands, sulle isole Tremiti e Cala Matano. Oh, scusa, sorry. La Baia Vignanotica sul Gargano, Baia delle Zagare, Polignano a mare, as I already told you, is an amazing spot. Lama Monachile, l'intera area di Polignano e di Monopoli, Torre Guaceto verso Brindisi, Porto Selvaggio, che è una riserva naturale che si trova fra Gallipoli e Porto Cesario. Ah, guys, Porto Cesario is another amazing spot in Puglia. Beautiful, super beautiful. Torre dell'Orso, beautiful, amazing. La spiaggia sabbiosa, lunga quasi 1 chilometro, è dominata da 2 faraglioni di pietra calcarea, chiamati le Due Sorelle, che si riflettono nelle acque rese trasparenti dalle costanti correnti marine del canale d'Otranto. How many times I cross del canale d'Otranto when I was working on the ship? Oh, mamma mia, dozens. A pochi chilometri da Otranto si trova Porto Badisco, un'insenatura naturale caratterizzata da rocce calcaree che abbracciano il mare blu cobalto, il cui fondale è un vero paradiso per gli amanti delle immersioni e dello snorkeling. Pescoluse. Fra Ugento e Santa Maria di Leuca si trova Pescoluse, quindi siamo proprio all'estremità del tacco, no? The Hill of Italy. Una lunghissima spiaggia di sabbia bianca lunga 4 km, è caratterizzata da dune ricoperte da gigli bianchi e acacia, da acque cristalline e fondali bassi, ideale per famiglie con bambini. Da queste parti vi è anche un lido chiamato Maldive del Salento, che però è molto affollato d'estate. Aborted. Nei dintorni vi sono anche spiagge libere, magari in piena estate è molto meglio andarci all'ora del tramonto. Ragazzi, se volete
if you really want to enjoy Italy on summer, please. May and September to October. Fantastic, is the best, ok? Ci sono spiagge anche molto più belle salendo verso Gallipoli, Porto Cesario, that I already told you, Porto Cesario is beautiful, super. Punta Prosciutto e Torre La Pilla. Numero 10, Salina dei Monaci. A pochi chilometri da Manduria si trova la riserva marina protetta Salina dei Monaci, uno dei luoghi più suggestivi e non affollati del Salento, dove trascorrere una giornata di mare in totale pace. Circondata da dune e da macchia mediterranea, la riserva ospita fenicotteri, gru, cigni e altre specie di volatili che si fermano temporaneamente durante la migrazione, donando fascino allo scenario già di per sé suggestivo. Questo luogo si presta perfettamente ad attività di birdwatching e hiking. Due parole, two words that we use in Italian. Okay, in Italian we say bird watching and hiking. Hiking is my top favorite activity. Okay. All right, guys. This was part 2. Okay, about Puglia. Okay. Thank you very much, guys. Don't sorry if I am repetitive. Okay, so please follow the transcription, okay, in the channel in real time, and also if you need a real time translation, you also toggle the translation in English. Okay, because beside the very few imperfections. But I mean, as I said already, the YouTube translator and transcriptor is already they reach a very good level. So they are as of a huge help for you, you know, to really follow in real time the video, the audio, the speech, and helping you out with the translation. It's amazing. It's amazing. I don't have to write anymore separately as I have done in the past. You know, a separate translation. You know, that's beautiful. Maybe I can't do this with the Neapolitan. With the Neapolitan, I have still to translate by my own. But I mean, so it's simple. It's nothing special. But with Italian guys, it's amazing the level of this freaking artificial intelligence. You know, this it's amazing. It's amazing the level that is reached now. Amazing, really. Okay, guys, thank you very much. See you and ci vediamo alla prossima. See you next. Bye.